Lunedì 25 marzo, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Emanuela Corsi. Vedremo quali sono i suggerimenti dell'amministrazione di Catania per abituarci a muoverci un po' più da pedoni, e poi ancora come restaurare i mobili, c'è chi lo fa in modo importante, da specialista, e poi l'incontro con un'attrice di successo siciliana, Loredana Cannata. Ma prima di tutto le notizie delle ultime ore. Finisce a botte nel salotto buono di Catania, per cause ancora da chiarire. Due gruppi di persone se le sono date di santa ragione in un bar molto noto in Corso Italia. Queste sono le immagini immediatamente successive. La rissa e l'arrivo della polizia ha scatenato il fuggi-fuggi generale. Ecco quello che rimane nel locale. Nel corso degli scontri una ragazza purtroppo ha riportato una ferita alla testa, danni ingenti vedete al bar, come dimostrano queste immagini che sono pubblicate dalla pagina social Catania da Spettacolo. Una palazzina disabitata, questa è una notizia che viene da Palermo, è crollata ieri sera nel capoluogo siciliano in via Macello. Sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l'area. Per fortuna la palazzina, come dicevamo, era disabitata. I detriti della costruzione però sono comunque finiti in strada e hanno creato ingenti disagi al traffico. Un servizio adesso, ancora purtroppo su un'ennesima tragedia dell'immigrazione a Lampedusa. Un quindicenne originario della Guinea è finito inghiottito dal mare, esattamente come il giorno precedente era capitato a una bambina, a una neonata di pochissimi mesi. Vediamo. Un ragazzo della Guinea di 15 anni è disperso dopo che 51 migranti gambiani, guineani, malesi e senegalesi sono finiti in mare durante il soccorso al loro barchino di ferro da parte della Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta hanno recuperato 50 persone, fra cui 11 donne e 2 minori, ma all'appello manca il ragazzo. Il natante di 7 metri era salpato, stando ai primi racconti dei naufraghi venerdì sera da Sfax in Tunisia. Quando hanno visto la motovedetta, tutti si sono spostati da un lato e la barca si è così ribaltata. Le ricerche del giovane disperso sono partite però in ritardo. Solo dopo essere arrivati al molo Favaloro di Lampedusa, il fratello maggiore di circa 20 anni si è accorto dell'assenza del minore. È la seconda tragedia in 2 giorni. Da ieri è dispersa anche una bambina di 15 mesi, finita in mare in circostanze analoghe. Intanto continuano senza sosta gli sbarchi a un ritmo fra 600 e 800 arrivi al giorno, da 10 a 20 sbarchi ogni 24 ore. Ed è soltanto l'inizio della nuova stagione delle migrazioni che arriva con il bel tempo. Però è importante la rotta nuova delle Canarie, di cui abbiamo anche parlato nei giorni scorsi. Ma rientriamo a Catania, dove il camperosa della polizia contro la violenza sulle donne ha fatto tappa a Villa Bellini, che è un luogo simbolo ormai dopo lo stupro purtroppo della tredicenne a opera di una banda di nordafricani. Prevenzione e sensibilizzazione per fronteggiare l'emergenza, senza dimenticare che occorre prima di tutto il rispetto. Vediamo. Osservano, si informano, sfogliano brochure. Sono tanti gli uomini sensibili al progetto Questo non è amore, campagna di prevenzione contro la violenza di genere. Nel giorno della Domenica delle Palme a Catania, l'iniziativa della polizia fa tappa a Villa Bellini, che dopo lo stupro della tredicenne e il pestaggio del fidanzato è diventata uno dei luoghi simbolo. Poliziotti a cavallo, in bici e a piedi, con l'unico obiettivo di sensibilizzare, cercando, attraverso le parole e la presenza, di porre un freno ad ogni forma di violenza. Devo dire che la cittadinanza risponde alle nostre iniziative, si sente rassicurata dalla presenza della divisa e soprattutto tanti uomini si avvicinano o chiedono informazioni, prendono le nostre brochure e ci ringraziano per quello che stiamo facendo, e questo è sicuramente un messaggio molto positivo. Abbiamo ascoltato 2 uomini e 2 donne, tutti sottolineano l'importanza di queste iniziative. Spero che queste iniziative vengano fatte oltre in questi posti, nelle scuole o nei posti di aggregazione, perché è molto importante far conoscere questo tipo di problemi ai giovani. Dobbiamo sentirci libere, assolutamente, non è bello che cammini e sei spaventata, è una cosa proprio nel 2024 che basta, assolutamente basta. È molto utile fare questo tipo di comunicazioni e fare molte attività come queste, perché sono utili per le ragazze, perché almeno si sentono un po' più protette. Sono importantissime tutte queste iniziative. Magari per stimolare i giovani, avere molto più rispetto sulle persone grandi e sulle donne
e su tutto. Parola d'ordine e rispetto, ma anche la necessità di educare e far comprendere, specie ai più giovani, che la battaglia contro la violenza sulle donne si può vincere e il supporto delle istituzioni può rivelarsi un'arma sicura ed efficace. E ora è il caso la crisi nera per il Catania che perde anche sul campo della Turris e viene risucchiato in zona play-out, squadra senza gioco, senza anima, e ora diventa fondamentale la sfida di giovedì contro il Giuliano. 14 sconfitte in campionato, ma soprattutto la desolante certezza che ogni partita persa da un Catania che ormai lotta per non retrocedere riveli l'assoluta fragilità di un gruppo che non reagisce, va sotto alla prima avversità e gioca con paura. Il 2-1 di Torre del Greco sembra un film già visto, un film horror per i tifosi etnei nel primo tempo. Celli sbaglia il disimpegno, la Turris è più viva, recupera il pallone, lo mette in mezzo, la chiusura tarda ad arrivare, Jallow può stoppare indisturbato e spedire nella porta dell'incolpevole Furlan. 1-0 e solita sequenza di errori. Cicerelli, che nel frattempo ha sostituito Marsura per lui accertamenti dopo un colpo subito alla testa, risponde con un destro che Marcone devia in angolo. È l'unica reazione del Catania, estemporanea. Poi sono solo e sempre errori, come in occasione della seconda rete con il pallone che staziona in area più del dovuto senza che nessuno intervenga nel modo migliore. Ancora Jallow può mettere dentro la rete del 2-0. Zeoli nell'intervallo decide di inserire Cianci e Peralta passando la difesa a 3 con l'ex Foggia che va a piazzarsi alle spalle dell'altro nuovo entrato e Di Carmine. La Turris fa anche un assist al Catania, Cocetta si fa espellere per doppia ammonizione. La partita cambia anche perché escono Dauria, Maniero e l'infortunato Jallow. Il protagonista diventa Cianci che costringe ad un doppio intervento Marcone che arriva a deviare un rasoterra diretto nell'angolino. L'occasione giusta è la terza, Cianci sfrutta un ottimo cross di Peralta per sovrastare l'avversario diretto e accorciare le distanze con una deviazione di testa. Ci sono ancora 20 minuti, il gioco è spezzettato e l'unico vero tiro in porta arriva nel recupero ancora con Peralta che manda fuori. 5 partite alla fine del campionato e il Catania è definitivamente invischiato nella lotta per evitare i play-out. La Turris è solo 3 punti più giù, ma soprattutto sembra che il gruppo non riesca a prendere veramente coscienza della situazione che si è fatta sportivamente drammatica. Rientriamo in studio, che dicono i quotidiani stamane, Emanuela? Parlano sicuramente di questo Catania in crisi profonda, e allora vediamo la pagina dello sport della Sicilia, appunto vediamo Turris Catania che finisce 2-1, la sagra di errori e orrori, rossazzurri sempre più giù. L'incubo play-out adesso è reale, squadra senza anima, solo con l'ingresso di Peralta il gruppo ha creato azioni. In superiorità numerica per ben 40 minuti il gol di Cianci ha solo mitigato appunto la sconfitta Catania che stava perdendo per 2-0. Andiamo a vedere anche le parole di mister Zeoli. Il commento dell'allenatore: nessuno deve sentirsi ai margini di questa situazione, non ci si deve scansare perché gare come queste da dentro o fuori ce ne saranno altre e allora bisogna essere pronti ed evitare di ripetere errori. Il primo tempo certe cose non si possono spiegare ma devi viverle addosso. Queste le parole dell'allenatore. Tra l'altro alla domanda il futuro imminente come si può cambiare, la prima persona serena e lucida devo essere io, ha risposto: devo prendere e analizzare le cose positive e trasmetterle ai ragazzi, poi analizzeremo anche gli errori per non ripeterli, ma quello che mi interessa di più è che tutti capiscono che stiamo vivendo in una situazione delicata e che i calciatori lo comprendano in fretta. Il prossimo turno, dicevamo, vedrà il Catania sfidare il Giuliano giovedì 28 alle ore 20:45, ma prima ci sarà la partita di Coppa Italia, appunto il 2 di aprile. C'è un'altra notizia, restiamo scusate sempre su questa pagina perché a proposito di Coppa Italia si parla degli incidenti avvenuti a Padova, convalidato l'arresto di 5 teppisti etnei. Nelle scorse ore il GIP presso il Tribunale di Catania ha convalidato appunto l'arresto differito effettuato dalla Digos a carico di 5 ultras resisi responsabili dei tafferugli avvenuti allo stadio di Padova durante la partita di andata appunto della finale di Coppa Italia. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia, quindi tutte le notizie che ci propone oggi il quotidiano. Mosca insiste, non è stato l'ISIS in primo piano dopo l'attacco terroristico avvenuto a Mosca, oscurate le rivendicazioni islamiche, ma gli Stati Uniti dicono Kiev non c'entra. Il messaggio
missili russi sui cieli polacchi. Vedremo meglio tra poco, poi le interviste, i fondamentalisti pensano al martirio, questo comando invece è fuggito, e ancora sicurezza interna, un nervo scoperto, ma per lo zar non cambia nulla. Questo per quanto riguarda quello che è accaduto appunto in Russia. E poi silenzio che parla, vediamo la fotonotizia dedicata oggi a Papa Francesco, che condanna i terrorismi, poi affaticato e costretto a rinunciare all'omelia nella Domenica delle Palme. In Italia torna l'allerta, torna l'incubo dei lupi solitari, preoccupa soprattutto il reclutamento online. E ancora per quanto riguarda la politica siciliana, in vista del voto per le europee, Lombardo molla Salvini con la Lega, occasione perduta. C'è un'intervista oggi che tra poco vedremo. E poi la polemica Meloni all'anniversario appunto dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, dice: alle Ardeatine un massacro nazista, risponde Lampi che dice: dimentica il fascismo. Lo sport, come abbiamo visto, un Catania da incubo, va a KO con la Turris e rischia i play-out, ma ieri è stata invece una giornata di gioia per quanto riguarda la Formula 1, Australia, Alba Rossa con Sainz e Leclerc, doppietta Ferrari che guadagnano il primo e il secondo posto. Andiamo a vedere all'interno, quindi a pagina 6, l'intervista a Raffaele Lombardo che sigla il divorzio da Salvini con la Lega, un'occasione perduta, ha detto il leader dell'MPA, il patto federativo per ben 2 volte non ha avuto fortuna, picconate dai siciliani. Alle europee appoggio esterno a candidati di Forza Italia o Fratelli d'Italia, lui dice dobbiamo decidere e presto. Questo per quanto riguarda il fronte della politica siciliana, come si sta muovendo verso le europee. Intanto andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania, c'è la cronaca in primo piano, intanto botte dopo insidie ad una donna sbagliata. La vittima tentò approccio social con l'ex moglie di un santapaoliano, ma il marito aveva le credenziali per leggere quei messaggi privati e quindi ha scoperto, insomma, questa chat, il retroscena del blitz locu, i vertici del clan Cappello costretti a intervenire appunto contro l'affiliato. E poi, come dicevi tu in apertura, Michele, la rissa al Caffè Europa, si blocca il Corso Italia, siamo nel salotto buono di Catania, le persone coinvolte fuggono all'arrivo della polizia, danni seri all'interno del locale. Baraonda ieri sera, poco dopo le 20, appunto al Caffè Europa, per questioni che non è stato possibile chiarire nell'imminenza dell'accaduto, 2 gruppi di giovani prima hanno preso a insultarsi, poi sono passati dalle parole ai fatti, hanno scatenato un vero e proprio pandemonio. Restiamo su questa pagina, vediamo invece per quanto riguarda la movida in generale, sempre nel capoluogo etneo, senza intoppi, controlli nel weekend, alla fine denunciati soltanto 2 posteggiatori abusivi. Questo chiaramente a parte l'episodio che abbiamo raccontato al Caffè Europa. La Gazzetta del Sud invece in primo piano mette la sanità. Gli ospedali siciliani sono senza medici. La regione si rivolge a sanitari stranieri, in 37 ancora una volta arriveranno dall'Argentina. La mappa delle carenze d'organico in tutte le province è allarmante, ancora scoperti molti ruoli chiave. E poi le 2 fotonotizie, vediamo nel taglio centrale, rispuntano gli abusivi alla Real Cittadella, slittano i tempi di consegna del progetto esecutivo per il restauro della fortezza seicentesca che vediamo in questa foto, della zona falcata, e poi questo nel cuore della falce di Messina. E poi invece per quanto riguarda la cronaca, un'auto si ribalta sulla A20, giovane in codice rosso, incidente tra Rometta e Milazzo, tornavano sabato notte dalla discoteca appunto sulla Palermo-Messina, l'auto si è ribaltata, un 22enne barcellonese ricoverato adesso a Palermo. Vediamo anche la notizia che arriva da Mosca. NATO Mosca preoccupa l'escalation della tensione, un missile da crociera russo ha violato lo spazio aereo polacco e altri raid sull'Ucraina con 14 bombardieri. Mentre Putin per l'attentato continua a ignorare l'ISIS e a voler coinvolgere Kiev. Il Papa affaticato salta l'omelia, vediamo nel taglio basso.
Domenica delle Palme, un lungo silenzio, poi rinuncia. Andiamo all'interno della Gazzetta del Sud per vedere qualche approfondimento. Per esempio a SOS Ospedali mancano sempre più medici, scoperti ruoli chiave dai cardiologi agli anestesisti. La regione prosegue la caccia degli operatori sanitari appunto che arrivano dall'estero. In arrivo 37 camici bianchi dall'Argentina. Tra le emergenze siciliane anche quella appunto delle carenze d'organico negli ospedali di tutte le province dell'isola. E ancora, come abbiamo visto sempre nella prima pagina, Real Cittadella, adesso basta giocare, si deve procedere allo sgombero per consentire ai tecnici di accedere alle aree così da completare la progettazione esecutiva. La sovrintendenza pensa al modello di Medina a Malta, questa è l'area appunto che deve essere riqualificata. Le mura di Medina a Malta da una parte e la Real Cittadella dall'altra, quindi a sinistra Malta, a destra invece il sito messinese, che è stato occupato ancora una volta dagli abusivi. Vediamo appunto qui dei panni stesi in questo casale. E poi un caso di razzismo in un ristorante avvenuto nel comune di Trapani. No a quel nero, razzismo in ristorante, vittima un giovane del Camerun, cameriere in un agriturismo. Un gruppo di clienti trapanesi si è rifiutato di farsi servire da lui. Il proprietario interviene, dice non deve succedere mai più, lo vediamo in questa foto appunto assieme allo staff di questo ristorante. Hamza ha capito, per noi è uno di famiglia, avrà sempre il nostro sostegno, noi siamo per l'accoglienza. Hamza è appunto il nome di questo giovane. Si parla anche di migranti, maxi salvataggio a Lampedusa, ragazzo però disperso, faceva parte di un gruppo di 50 migranti. L'hotspot di Lampedusa è nuovamente pieno. E ancora Pozzallo, sbarchi e soccorsi in mare ad operare Guardia Costiera e la nave Mar Ionio. Vediamo anche la prima pagina del Giornale di Sicilia, che apre con la furia russa sull'Ucraina. Gli uomini armati che hanno causato 137 morti si filmano mentre danno la caccia agli spettatori urlando Allah Akbar, e Mosca invece li censura. L'ISIS mostra i video dei terroristi della sala concerti, ma Putin li ignora. Bombe su Kiev e Leopoli. Un missile passa sui cieli della Polonia, torna a crescere la tensione con la NATO. Questa è l'apertura. Vediamo a centropagina il trionfo della Ferrari, doppietta Ferrari impresa in Australia di Sainz e Leclerc. Per quanto riguarda invece la nostra nazionale, che si trova negli Stati Uniti, che ieri ha giocato una seconda amichevole in affanno ma piega l'Ecuador. E ancora vediamo nel taglio alto, si parla di Berlusconi, c'è un ultimo scritto di Berlusconi pochi giorni prima di morire, che è stato consegnato alla figlia, dove parla di libertà e pace. Migranti a Lampedusa, 1 migliaio di arrivi in 24 ore, appunto come dicevamo c'è un ragazzo che è disperso. Velocemente faccio vedere che anche qui si parla dei numeri della sanità in crisi, mancano 1500 medici nel taglio basso, e poi la storia di questo cameriere nero nella Trapanese vittima di razzismo. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa regionale, tra poco quella dei quotidiani nazionali, state con noi. Buongiorno Sicilia. Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con la nostra Emanuela. Allora partiamo dal Corriere della Sera, che scrive: l'ira di Putin, bombe su Kiev. Nel giorno del lutto nazionale il Cremlino fa salire la tensione. Missile russo viola lo spazio aereo della Polonia. Lo zar ignora le rivendicazioni dell'ISIS, che mostra nuovi video della strage a Mosca. Poi vediamo anche il Papa, stanco, non legge l'omelia, i lunghi silenzi del Papa affaticato durante appunto la messa per la Domenica delle Palme. A centropagina invece la foto del trionfo della Ferrari, 1-2 e festa Ferrari, doppietta in Australia. Sainz, che lascerà il cavallino, trionfa davanti a Leclerc. Si torna a parlare anche del caso del sindaco di Bari, De Caro, dice mai dal boss, si muove adesso l'antimafia. Il sindaco smentisce le parole di Emiliano che sono finite nella bufera. Andiamo a vedere
All'interno, in primo piano, c'è naturalmente l'attentato in Russia e tutto quello che sta accadendo, i terroristi bendati e torturati, il giallo dell'uomo in ospedale, l'origine tagika, documenti e carte di credito bruciati, il sopralluogo di un arrestato sul luogo dell'assalto il 7 marzo. I sospettati dell'attacco mostrati legati al quartier generale della commissione investigativa, poi sono stati portati in tribunale. Queste immagini che sono state fatte vedere appunto di questi uomini, degli attentatori che sono stati catturati. I killer, ci sono però una serie di misteri su questo attentato, per esempio il massacro in 18 minuti ci si chiede ma erano soltanto in 4 o c'erano altri miliziani. Putin ha parlato di 11 fermati, appunto le domande sono chi sono e dove sono gli altri 7, e poi ancora il ritardo dell'intervento e le versioni discordanti, ancora l'auto, come mai la Renault non viene fermata, questi tutti i buchi neri legati appunto a questo attentato. Andiamo a vedere, si approfondisce appunto quella che è stata l'azione di questi terroristi, la tecnica della doppia spada tipica della fazione Khorasan. Sul leader Ghaffari gli americani avevano già messo una taglia di 10 milioni, il leader appunto di questa cellula di appunto estremisti. Poi vediamo ancora. Sale, ecco, in Italia cosa sta succedendo? Sale il livello d'allerta per i giorni di Pasqua. Oggi ci sarà il vertice del Comitato per la Sicurezza Nazionale, chiesto ai prefetti di monitorare gli obiettivi sensibili. Il Viminale però dice nessun allarmismo, sarà aumentata la vigilanza per cerimonie religiose, stazioni e aeroporti. L'appuntamento è per oggi alle 9 appunto al Viminale. La Repubblica, vediamo bombe alle porte dell'Europa, gli scenari della crisi, Putin colpisce Leopoli nell'Ucraina occidentale, un missile russo viola lo spazio aereo polacco, la NATO teme un attacco, Kiev bersaglia la Crimea, l'ex KGB tortura i terroristi della Crocus City Hall per costringerli a confessare, e scontro tra ISIS e Cremlino sulla paternità dell'attentato. E poi c'è Javlinsky, leader del Partito Liberale russo, che dice la strage può essere una nuova Sarajevo, quindi come se possa essere una scintilla per una prossima e futura guerra mondiale. Doppietta Ferrari, in Australia Sainz torna e vince dopo il ricovero. Vediamo altre notizie, il Papa affaticato non legge l'omelia delle Palme, e per quanto riguarda i migranti, Canarie e il Hierro, la nuova rotta dei disperati. Andiamo all'interno e vediamo la crisi in Europa orientale, bombe e caccia, venti di guerra, missile russo sorvola la Polonia, salgono a 137 intanto le vittime dell'attentato alla Crocus. Dopo le torture, 2 dei presunti killer si dichiarano colpevoli. Mosca manda i bombardieri invece su Kiev e Leopoli, allerta a Varsavia, duello sul Mar di Barents tra aerei statunitensi e russi. E qui Repubblica fa vedere appunto in questa cartina lo scenario della tensione. Vediamo intanto appunto sul Mar di Barents i MiG-31, un cacciarusso impedisce lo sconfinamento di 2 bombardieri appunto statunitensi. E poi ancora in Polonia un missile russo sorvola per un minuto, a Kharkiv ancora senza luce dopo gli attacchi alle centrali di venerdì, e poi a Sebastopoli bombardamenti ucraini nella notte sulla Crimea. Questo è quello che appunto viene riassunto in questa cartina. E poi la paura di Varsavia, nella Varsavia di Tusk, piano per riaprire i vecchi bunker. Il governo rassicura i cittadini dopo il caso del missile russo, ma rafforza la sicurezza sui nuovi rifugi e conferma il progetto per formare 30.000 guardie territoriali.
Tensione che sale soprattutto per quanto riguarda la NATO, teme un attacco di Putin, pronte nuove truppe per blindare i confini. L'intelligence indica che il Cremlino userà la strage per colpire Kiev e forse per saggiare la capacità di risposta della stessa alleanza atlantica. Che cosa prevede l'articolo 5? Ecco, parliamo di questo. Perché si parla tanto di questa alleanza atlantica? Perché l'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico firmato a Washington nel 1949 e istitutivo della NATO prevede che se uno o più paesi dell'alleanza vengono attaccati militarmente, tutti gli altri paesi membri sono tenuti a intervenire in suo o loro soccorso, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, compresi quelli militari. Quindi la Polonia fa parte della NATO e la paura chiaramente che possa dover intervenire la NATO qualora ci dovesse essere un attacco. L'analisi, il braccio di ferro tra ISIS e Cremlino per appropriarsi della carneficina. I jihadisti hanno seguito il normale protocollo per le loro rivendicazioni, però adesso Putin li ignora, puntando invece sempre il dito contro l'Ucraina e dicendo che la responsabilità sarebbe appunto del paese. E poi, diciamo, per suggellare, per dare corpo anche a questa tesi, ci sono le fake news che accusano appunto Kiev, quindi fake diffuse dal sito filorusso che invade anche i social italiani. La pseudotestata Il Corrispondente, già autrice dello scoop sul pilota dissidente morto in Spagna, rilanciata da centinaia di account falsi. Ecco, qui vediamo appunto tutta una serie di account falsi che hanno dato la responsabilità all'Ucraina. Questo per quanto riguarda la propaganda russa. Vediamo sul secolo XIX, nuovo raid sull'Ucraina, razzo sorvola la Polonia, tensione NATO-Russia, come dicevamo, Mosca accusa intercettati bombardieri americani sul Mar di Barents. Ancora la prima pagina della Stampa, l'apertura, Mosca provoca la NATO, missile sopra la Polonia, la rabbia di Varsavia, vogliono testare la velocità di reazione occidentale. Anche sulla Nazione, Putin moltiplica i raid sull'Ucraina, l'ISIS diffonde il video della mattanza di Mosca, ma per lo zar la priorità è vincere la guerra contro Kiev. Terrorismo, la mappa dei rischi, un missile russo intanto sconfina in Polonia. Pericolo, escalation, il dossier degli 007, allarme concreto, l'Europa investa di più sugli armamenti. Cambiamo invece argomento perché il Fatto Quotidiano invece in apertura mette ancora una volta il ministro Santanchè, il sistema Santanchè Visibilia veniva usato pure a Key Group, il super testimone parla al Fatto appunto degli aiuti Covid a un'azienda già in crisi. Ancora andiamo a vedere altre prime pagine, il Giornale. Mette il titolo in grande, insomma nel taglio centrale è dedicato al sindaco De Caro, spunta una foto con la sorella del boss, bufera dopo le frasi di Emiliano, il sindaco smentisce ma un'immagine appunto con questa donna lo inguaia. E poi vediamo anche Libero, anche qui stessa apertura, la commedia PD Mafia, lo smemorato di Bari Vecchia, scrive, il sindaco De Caro scarica il governatore Emiliano, mai andato con lui a casa del boss. Tra i Dem regna l'omertà, bocche cucite, il centrodestra invece invoca l'intervento dell'antimafia. Sempre per quanto riguarda questa vicenda, qui cosca tutto, scrive Il Tempo. Ecco perché Bari deve essere sciolta, bufera sul governatore Emiliano e arriva l'antimafia. De Caro prova a smentire l'incontro con il clan. E poi naturalmente anche la Gazzetta del Mezzogiorno ne parla, mette in primo piano questa notizia e scrive pasticcio Emiliano, tutti smentiscono l'incontro con la sorella del boss, non è incensurata, è la madre di un killer di mafia. Questo per quanto riguarda i titoli sul caso De Caro. Vediamo ancora per quanto riguarda invece l'economia, il Sole 24 Ore, ecco, in apertura, indice del clima, caldo, siccità, vento e precipitazioni sempre più estremi.
Trend 2010-2023, in aumento i picchi di calore al nord, piogge in calo ma più intense, quindi si parla appunto di stravolgimenti del clima e di quello a cui andremo incontro. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa, adesso diamo un'occhiata al tempo e poi la prima ospite che ci aiuterà a ricordare insieme con il Comune di Catania che siamo tutti pedoni. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto in prevalenza stabile ed assolato, contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana, qualche annuvolamento al sud e sulle isole ma senza fenomeni. In dettaglio in Sicilia sono attese condizioni di stabilità per la giornata di lunedì, segnalo solo il passaggio di qualche innocuo annuvolamento sulla fascia tirrenica e poi in serata sui settori orientali. Ventilazione sostenuta con mari fino a mossi e clima decisamente mite per il periodo con valori oltre la media. Raggiungeremo anche punte di 26-27 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì, attesa un po' più di instabilità per il passaggio di una perturbazione con qualche fenomeno sui settori settentrionali e orientali. I venti continueranno a tratti ad essere sostenuti, temperature massime ancora decisamente miti con punte di 24 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Siamo tornati in diretta con la nostra prima ospite Michela Lepira, che è ricercatrice e mobility manager dell'Università di Catania. Mobility manager, che vuol dire? Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Allora, il mobility manager in effetti è una figura che è stata introdotta più di 25 anni fa in imprese ed enti per cercare di migliorare la mobilità dei dipendenti, quindi promuovere degli spostamenti più sostenibili. Senza auto. In questo caso l'azienda alla quale vi riferite è il Comune di Catania, a cui date una mano, volete dare una mano. Il Comune di Catania, come abbiamo anche già riferito noi qualche giorno fa, ha lanciato questa campagna Siamo tutti pedoni, metro minuto, eccetera. Voi che ruolo avete in tutto questo? Allora, io sono la mobility manager appunto dell'Università di Catania e insieme ad altri colleghi dell'Università abbiamo collaborato con il Comune e con l'Ufficio di Mobility Management proprio del Comune di Catania, in particolare con la dottoressa Giacalone, per creare questa mappa di percorsi pedonali per far riscoprire la città a piedi a cittadini e turisti. Abbiamo anche collaborato proprio all'iniziativa, all'evento, organizzando alcuni eventi insieme agli studenti delle scuole, ai nostri studenti dell'università, sempre cercando di promuovere la mobilità sostenibile, quindi meno spostamenti in auto. C'è una parola chiave, metro minuto. Sì. Che cosa vuol dire? Allora, metro minuto in realtà è un'iniziativa che nasce in altre città, in Spagna, ma poi è stata esportata anche in Italia. Significa proprio creare questa mappa semplificata della città, come se fosse una mappa di linee di metropolitana, con una serie di nodi che possono essere dei luoghi storici, turistici, di interesse culturale, punti di interesse in generale, e poi i minuti che servono per raggiungerli a piedi e anche i metri volendo. Quindi questa mappa indica Catania, i luoghi salienti, i tempi per arrivarci, a piedi? A piedi, assolutamente a piedi. Sì. E dov'è adesso questa mappa? L'avete diffusa? Allora, questa mappa è stata lanciata proprio in occasione dell'iniziativa Siamo tutti pedoni e poi sicuramente sarà promossa attraverso diversi canali. Si trova nel sito del Comune di Catania e si troverà anche in diverse location. Sono state stampate proprio dal Comune delle locandine, per cui sarà possibile trovarla in tutti i principali punti di interesse. Avete calcolato i minuti, siamo sicuri? Sì, dovrebbero essere i minuti, sì. Comunque è importantissimo perché riguarda stazioni, aeroporti, fermate della metro, dappertutto. Uno se è lì può anche sapere quanto tempo ci metterà per arrivare da dove vuole andare, eccetera, eccetera. Certo, come dire, ne abbiamo anche parlato con gli amministratori, sarebbe stato meglio incrementare forse la diffusione del mezzo pubblico in una città come Catania, che è un po'
arranca su questo. Che ne pensate voi? Assolutamente. No, non le chiedo una dichiarazione politica, non la voglio compromettere. Una dichiarazione tecnica, è chiaro, carità, al massimo può essere una dichiarazione tecnica. Allora, è chiaro che quando si parla di sistema dei trasporti bisogna agire su diversi fronti, quindi un elemento portante di un sistema dei trasporti in ambito urbano è proprio il trasporto pubblico e bisogna assolutamente investire su quello, però non dimentichiamoci anche che un'altra componente fondamentale è quella degli spostamenti a piedi o anche con forme di mobilità cosiddetta lenta, quindi con biciclette e oggi anche con i monopattini. Quindi è importante agire su diversi fronti, l'importante è veramente cercare di ridurre l'utilizzo dell'auto privata che ha un impatto assolutamente negativo sull'ambiente ma in generale sulla sostenibilità. Noi ricordiamo alcune cose che sono in corso, di cui stiamo parlando, quindi non c'è niente di nuovo che sveliamo, ma le nuove stazioni della metropolitana che si vanno costruendo fuori Catania, la ciclabile che si va costruendo, che si costruirà sulla Domenico Tempio, già si va insomma un po' in quella direzione, ma come dire, c'è una questione di cultura anche nostra, di cittadini, oltre che una carenza, diciamo così, strutturale che data da tempo. Quale dei due? È un po' il gatto che si morde la coda? Assolutamente sì, la cultura è fondamentale. Infatti il ruolo del mobility manager è proprio quello di cercare di promuovere degli spostamenti più sostenibili, agendo proprio sulla cosiddetta domanda di mobilità, cioè su come noi ci spostiamo. Quindi in teoria si tratta di capire perché la gente si sposta con l'auto o in determinati modi e quali sono le condizioni per cui sarebbero disposti a cambiare il loro modo di trasporto. Vediamo se c'è qualche esempio di percorso che voi suggerite. Vabbè, questo è il cartello generale, siamo tutti pedoni, lei lo vede là in alto sullo schermo, siamo tutti pedoni, 30 eccetera. Qui ci sono un po' di immagini molto belle ecco, con i caschi gialli, sono in bici. Sì, sono dei cappellini gialli, hanno partecipato due classi della Pizziconi Carducci e sono stati coinvolti in attività di mobilità ciclistica, quindi erano con queste balance bike senza pedali e poi i nostri studenti dell'università li hanno coinvolti in attività. Ecco, perché naturalmente lei avrà uno staff, avrà un gruppo di collaboratori esteso, penso, per una città grande come Catania. Beh, no? non proprio esteso, in realtà l'università appunto veramente è abbastanza grande, però abbiamo un gruppo di ricerca che si occupa proprio di pianificazione dei trasporti e abbiamo anche un ufficio di sostenibilità dell'Ateneo che si occupa proprio di promuovere diverse politiche di sostenibilità, tra cui anche la mobilità sostenibile. Poi ci sono immagini un po' così che ricordano un po' le iniziative. Sarebbe simpatico se riuscissimo a vedere, chiedo aiuto alla regia, qualcuno dei percorsi che potrebbe suggerirci la professoressa De Pira, vediamo, che magari con l'aiuto della grafica. In attesa che arrivi, per esempio. Allora, l'idea è stata quella proprio di mappare i punti di interesse principali, quindi abbiamo, come diceva giustamente lei, nodi del trasporto pubblico, stazioni del treno, stazioni della metro, ma anche sedi universitarie. È chiaro che è una mappa che si concentra più che altro sul centro di Catania e quindi abbiamo molte attrazioni che si trovano al centro. Per tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte a nord della circonvallazione, non sono previsti proprio dei percorsi, ma sono suggeriti solamente i tempi, per esempio per raggiungere la cittadella universitaria di Catania. Avete fatto dei calcoli? Vediamo, ci fate degli esempi? Beh, consideri che ci sono delle misure standard di velocità, per esempio pedonale, che vanno da 4 a 5 km orari. Quindi... Un pedone ci mette 4-5 km all'ora? Sì. È una bella andatura. Sì, infatti dipende, in realtà è un calcolo medio. Tra l'altro bisognerebbe tenere conto di diversi fattori come la pendenza o anche le caratteristiche infrastrutturali, quindi la presenza di marciapiedi, quindi è chiaro che sono dei tempi indicativi e poi variano da persona a persona. Poi ci sono i semafori, gioie e dolori per tutti. Certo, Va certo. bene. Altri esempi, vediamo un po', altri. Per esempio il centro ovviamente è dove si concentrano la maggior parte dei siti storici, quindi vengono indicate le principali attrazioni come chiese, ma anche le piazze principali, anche le sedi universitarie che si trovano al centro, i parchi principali della nostra città, quindi per esempio la Villa Bellini, il Parco Gioeni, quindi
Quindi questi sono tutti percorsi che si possono raggiungere in diversi modi. Sono rappresentate le vie principali e i tempi che sono necessari per percorrerli, quindi si possono scegliere in realtà diversi percorsi che portano alle varie attrazioni. Naturalmente c'è anche necessità non soltanto di adeguare la città con i mezzi, insomma, discorsi che continuiamo a fare sempre, ma anche dal punto di vista culturale le scuole, immagino, no? Cioè dovrete anche agire sui più giovani, abituare, forse loro sono istintivamente più portati a utilizzare il monopattino, la bicicletta, il motorino e così via, e non proprio la macchina per andare al supermercato da solo e prendere... A tal proposito all'università stiamo portando avanti un progetto di ricerca che si chiama proprio Back to School, in realtà è un acronimo in inglese che serve proprio a cercare di creare la consapevolezza nei cittadini più piccoli, i cittadini di domani, ovvero i bambini. Quindi l'idea è quella di installare dei sensori di traffico e dei sensori ambientali sulle finestre delle scuole e cercare di capire quante auto passano, quanti veicoli in generale passano, in modo tale da creare consapevolezza nei più giovani e cercare di creare insieme a loro delle soluzioni bellissimo, future. Quindi li coinvolgete, anche loro diventano assistenti di mobility manager. Assolutamente sì, questo è proprio l'obiettivo. Devono calcolare che tipo di mobilità e che tempi ha, no? Sì, l'idea è quella che la strada davanti alla scuola potrebbe essere chiusa al traffico, ovviamente non in tutti i casi, ma in alcuni casi, come è già stato fatto a Catania in 2 scuole, e quindi in questo modo ovviamente la qualità dell'aria migliorerebbe per i cittadini e per i bambini soprattutto. Certo. Beh, questi sono modelli, tra l'altro, come ha accennato lei, non solo locali, ma sono addirittura europei. Nasce dalla Spagna questo progetto. Il metro minuto nasce in Spagna, abbiamo diversi esempi, ma abbiamo anche diversi esempi in Italia. Ovviamente è una rappresentazione semplificata della città e dei percorsi pedonali, quindi ogni città, diciamo, è libera di interpretarla nel modo in cui vuole, però diciamo che le prime città che hanno realizzato questa mappa sono quelle che hanno dato un po' le linee guida per crearla. Quindi io adesso, se voglio cominciare a cimentarmi, per dire, io come ascoltatore, non voglio dire personalmente, ma dove trovo queste indicazioni? Allora, al momento è stata solo lanciata l'iniziativa e quindi sarà il Comune che poi metterà dei cartelloni in punti specifici della città e darà delle locandine. In questo momento quindi può trovare cartelloni e locandine. Sì. In questo momento può trovarla sul sito del Comune di Catania, proprio alla pagina del Mobility Manager d'area, quindi del Comune di Catania, e all'iniziativa Siamo Tutti Pedoni. E si digita, Comune di Catania, e poi si va a cercare Mobility Manager? Sì, oppure si cerca Siamo Tutti Pedoni Catania. Siamo tutti pedoni. Sì. Beh, molto interessante. Speriamo che presto ci possano essere sia i cartelloni che le locandine, con qualche suggerimento concreto, oltre che ovviamente lo slogan generale di essere tutti pedoni, perché secondo me c'è una disponibilità anche istintiva, forse tra i più giovani soprattutto. Sì, e poi giustamente dovrebbe essere questo anche il punto di partenza per cercare di migliorare veramente i percorsi pedonali all'interno della nostra città, perché spesso il problema è proprio che abbiamo marciapiedi con una larghezza insufficiente, per esempio delle persone diversamente abili difficilmente riescono a camminare. Noi abbiamo documentato più volte marciapiedi invasi dalle auto, verde, auto, insomma, effettivamente questo dovrà implicare anche una cura maggiore, un'attenzione maggiore da parte dell'amministrazione. Lei non senza, però sarà indubbiamente così. Così come sarà necessario intensificare per esempio i tempi di percorrenza, come si dice, la frequenza dei mezzi pubblici, della metro, degli autobus. Sì, questo diciamo è un problema annoso e che riguarda molte città. In effetti il problema è che il trasporto pubblico è sovvenzionato ed è sovvenzionato nel nostro caso dalla Regione Sicilia, e quindi in base ai chilometri che vengono finanziati si possono percorrere certe percorrenze, si possono fare certe percorrenze, quindi speriamo che nel futuro avremo più chilometri da poter percorrere e quindi avremo una frequenza anche maggiore di tante linee, non solo di alcune linee di forza. Perché è quasi una sfida, cioè più li utilizziamo, più
eventuali fondi ci possono arrivare? Beh sì, diciamo che funziona così e quindi sì, bisogna vedere quanti chilometri si hanno a disposizione in un anno per capire quanti mezzi si possono mettere in strada. Perché non vorrei arrivare alla conclusione che la colpa è nostra, che ce ne sono pochi. No, non è colpa nostra, se questo è un dubbio non è colpa nostra. Sarebbe un po' il colmo. No. Scherzavo naturalmente, ottima idea naturalmente, grazie alla professoressa Lepira e speriamo presto di poter avere non solo sui nostri schermi dei nostri computer e dei nostri telefonini, ma anche in giro per la città questi cartelli o queste indicazioni che ci possono servire a migliorare la nostra aria che respiriamo nella città e anche la nostra salute, perché camminare, è vero, ogni volta che vengono qua i medici ci dicono fate i famosi 10.000 passi. Assolutamente, no, sarebbe fondamentale camminare di più e respirare aria più pulita anche per evitare di avere malattie respiratorie. L'aria deve essere pulita, per essere pulita ci devono essere meno mezzi inquinanti in giro. Esatto. Abbiamo detto è un po' un circolo vizioso, speriamo che diventi virtuoso al più presto possibile. Grazie ancora, complimenti, buon lavoro. Adesso ci fermiamo provvisoriamente e poi dopo parleremo di mobili da rinnovare. C'è qualcuno che è specialista e ci darà dei suggerimenti importanti. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo in diretta, abbiamo un ospite, Ingrid Sciutomanno, che è benvenuta naturalmente e anche lei ha una definizione delle sue attività in inglese, restyler, vogliamo dire in italiano? In italiano è chi si occupa di recuperare i mobili antichi e adattarli alle tendenze di arredamento del momento. E Ingrid, se mi posso permettere, è una restyler di successo, cioè capace di dare vita nuova, diciamo, ai mobili, anche quelli dei rigattieri, quelli che si trovano, diciamo. Assolutamente, sia quelli dei rigattieri che quelli nelle cantine, quelli dei nostri nonni, quelli a cui siamo affezionati e che ci portiamo dentro. E anche quelli che invece troviamo in giro, magari. Quelli che troviamo in giro, ma che comunque hanno un'identità, hanno un'anima, e quindi anche se sono graffiati, scorticati, piacciono e hanno un valore. Proprio per questo. Hanno un'anima, cioè anche una roba che uno dice ma no, questo che non vale granché, ha un'anima, deve avere un'anima. Ce l'hanno tutti. Da cosa è caratterizzata questa personalità? Da tutto quello che l'ha preceduti, tutti chi l'ha tenuti dentro casa. Il lavoro che è stato fatto. Il lavoro che c'è stato fatto. Mi è capitato di lavorare su dei comodini che avevano l'impronta della tazzina del caffè sopra, è una cosa bellissima che comunque emoziona, quello dà carattere a qualcosa. Ah, quindi quelli vanno mantenuti, non vanno coperti? Assolutamente, secondo me no, ma perché è quello che caratterizza nello specifico quel complemento d'arredo, quel mobile. La vita passata, la vita che è capita. Quando è che ha scoperto questa sua vocazione, se posso chiedere? In genere ce l'ho da sempre, perché i genitori sono bilingue, quindi mia mamma tedesca, mio papà siciliano, i nonni ungheresi, quindi succede di veder convivere nella stessa casa stili diversi, da mobili tedeschi a mobili ungheresi, alle currule siciliane, cantarani. Certo. Quindi l'ha fatto diventare una professione ancora, no? Esatto, è diventata una professione. Io per 20 anni ho fatto un altro lavoro, però sempre come hobby ho fatto questo fin quando poi... E adesso è la sua principale attività? Adesso è la mia principale attività. Ma è vero che lei, nonostante appunto genitori bilingue, esperienza immagino di viaggi, di giri, eccetera, si occupa solo di mobili siciliani? È la nostra caratteristica, cioè siamo quello, non è giusto perderlo, non è giusto perdere quelle parole, non è giusto perdere Naca, non è giusto perdere Acuttunina o il Cantarano. Se perdiamo questo, perdiamo quelle parole, perdiamo la nostra essenza. Non possiamo permetterci di perdere quel tipo di arredamento perché ne perderemmo il suono, la magia che contiene quel
quel complemento d'arredo per noi. Sono cose bellissime quelle che sta dicendo e che sono poi documentate attraverso le immagini che stiamo vedendo. Lei no, perché guarda me, ma io con la coda dell'occhio riesco a vedere. Qui per esempio cosa vediamo? Eccolo, questo qua, questa è roba nostra, Quella giusto? è una valigia, sì, che ho ripreso, mi hanno colpito subito le iniziali che c'erano sopra. Ah sì? Cioè? ILS, che in francese, se lo leggessimo in francese, significa loro, oppure potrebbe essere solo le iniziali di una donna, di una dama che è venuta in Sicilia. Poi dietro ogni storia, dietro ogni mobile c'è sempre una storia Ecco, ma che lei va per far raccontata. rinascere, per così dire, questi mobili che trova, dove li trova? Dai rigattieri, li trova in giro? Nelle cantine, qualcuno mi chiede di recuperare qualcosa a cui è affezionato. Anche nelle cantine di ognuno di noi, chi ce le ha naturalmente. Chi ce l'ha. E lei dove comincia? Cioè, Fondamentalmente può sembrare strano, ma è come se ci fosse un ascolto dietro. Cioè cerco di capire sempre il periodo storico da cui proviene e dove devo adattarlo. Perché in base allo stile che mi viene richiesto possiamo anche solo cambiare un dettaglio, magari cambiare una maniglia può modificare uno stile ed essere adattato ad un tipo di arredamento diverso. Qui ne stiamo vedendo tantissimi diversi e che smentiscono l'idea che deve essere tutto nuovo, che deve essere tutto aggiornatissimo. Ma per vari motivi. Uno sicuramente è quello green, quello del recupero. Usiamo dei mobili che siano nostri, che siano di legno. E questo non è trascurabile perché stiamo andando sempre più spesso verso un tipo di arredamento che non è più legno, sono tutti materiali plastici, resine, che poi non sono facilmente smaltibili in natura. Questo è il primo motivo, green. Poi ha detto anche il motivo affettivo, perché siamo legati a quel determinato mobile, ai nostri nonni. I nostri mobili contengono delle cose, ma contengono anche noi, le nostre generazioni precedenti. Bello, ma facciamo caso io dovessi trovare qualcosa che è un po' malandata a casa mia, però appartiene forse a qualcuno della mia famiglia. Che faccio? Chiamo lei e lei interpreta un po', come fa? E proviamo a individuare qual è lo stile in cui vogliamo inserirlo. E quindi perché deve stare però dentro all'interno di un contesto camera, di un contesto casa, che ha già una sua connotazione di arredamento e quindi viene adattato e modificato in base alle esigenze. E c'è domanda di questo? Assolutamente, c'è da qualche anno uno stile, una sorta di minimalismo barocco che si muove si chiama minimalismo barocco, che sembra una contraddizione, no? Però si muove in linea con l'essenza, quindi le caratteristiche sono essere sempre molto pulito e lineare e inserire pochissimi elementi che siano antichi ma che comunque conferiscano quel tocco di bellezza, di originalità, perché quelli non sono mai uguali. Ma è vero che lei lascia o lascerebbe le imperfezioni, alcune perlomeno le imperfezioni, cioè restaurare sì ma non tutto? Assolutamente. Perché? Perché quegli squarci determinano una vita, è da lì che passa la nostra generazione precedente, è da lì che sono passati i nostri nonni e quindi è da lì che veniamo in qualche modo e quindi quello deve rimanere. Questo magari, in questo può essere, qualche suggerimento può arrivare dal proprietario che magari gli dice il ricordo di quel particolare mobile, di quel soprammobile, di quell'oggetto con tutte le sue, la sua storia. Ho recuperato un banco da lavoro che apparteneva a un vecchio caseificio ed era tutto segnato da tutti questi tagli, da tutte queste cose, ed erano bellissimi. Cioè quella era vita e quindi quelli devono rimanere. E li ha lasciati? Assolutamente. Quindi il banco da lavoro che uno dice mamma mia è rovinato, sta schifezza, sta cosa. Quel banco è stato inserito in un contesto modernissimo, in acciaio, ed era un pezzo solo, un unico pezzo d'arredamento che ha conferito uno stile a quel luogo unico. Ma fantastico, è affascinante davvero. Ma questa sua vocazione, gliel'ho già chiesto, ma adesso è più necessaria ancora. Com'è che è nata questa cosa? Cioè, come le è venuta in mente? Credo ci sia sempre qualcosa di affettivo, dei legami che mi legano. Quindi tutto nasce dai miei nonni, da quello che mi hanno lasciato e da quello che
che ho voluto adattare a uno stile moderno. Quindi ha cominciato con delle cose concrete che aveva, diciamo, davanti agli occhi. Dei mobili Franz Josef che trovavo in casa dai miei nonni tedeschi e che adattavo accanto, mettevo accanto una curula siciliana. E quindi non stonavano, cioè stavano bene. E quindi, si percepisce questa sua emozione, è Sì. bella. Però poi alla fine lei ha detto preferisco il siciliano a tutto il resto, è vero? Preferisco il siciliano perché dovremmo lavorare così, dovremmo lavorare con quello che è nostro, quindi sul turismo, quindi sulla promozione del territorio, quindi su tutto quello che è la bellezza che abbiamo, che può essere un tratto di mare, una scogliera, un mobile. Quindi quello è sempre lo scopo. Adesso sto collaborando con una nota marca di pasta per trovare dei luoghi in cui girare la loro pubblicità su Catania. Facendo vedere qualcosa, dei pezzi di mobili immagino. Scorci di mobili o no? Non c'è più bisogno. In quel caso no, però credo a loro interessasse una visione della Sicilia, un'ottica di Catania. Quindi non è più solo quello che è arredamento, ma è quello che si crea, quello che viene fuori da una visione. Quindi si va estendendo un po' il suo raggio d'azione, eh? Sì, giusto? Forse partendo dal salotto dell'Etna, tra i castagni. Beh, lì avrà miniere infinite di roba. Beh, questo è bellissimo perché fa vedere come da cose anche personali, individuali, apparentemente poco significative, in realtà poi l'obiettivo è sempre quello, di rendere ancora più bello ciò che è gradevole ed è apprezzato della nostra terra. Poi. Esatto. È così. Diventa condivisione. Diventa promozione di quello che è territorio. E contemporaneamente anche quella cultura del green, del riciclo, del fondamentale riutilizzo che fa parte della assoluta più coerente modernità, se posso usare questo termine. Complimenti a Ingrid Schuto-Manno, restyler, vedremo se poi ci restaura qualche zona di Catania. Ce lo faccio sapere che veniamo a fare le riprese. Grazie. Buon lavoro davvero. Dai mobili ai lampioni e poi chissà a quale altre zone di Catania. Bene, benissimo. State con noi, breve pausa. Tra poco c'è Loredana Cannata in collegamento. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, in diretta in collegamento un'attrice siciliana che è stata recentemente protagonista a teatro qui a Catania, Loredana Cannata. Buongiorno, benvenuta Loredana. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, sei stata allo stabile con la scomparsa di Majorana e poi subito dopo un personaggio, diciamo, di fama internazionale che ancora ci affascina come Marilyn Monroe in Marilyn Airwords. Che esperienze sono state? Apparentemente un po' diverse, no? Direi. Sì. Effettivamente sia per la forma la scomparsa di Majorana è uno spettacolo a 4 personaggi, mentre Marilyn è un monologo e sono 2 grandi donne. Marilyn per me poi ha un significato molto importante perché io decisi di fare l'attrice trovando una piccola foto di Marilyn a 7 anni, quindi c'è con lei un legame molto è bellissima questa cosa. Dove eri in Sicilia, nella tua Ragusa, dove ti trovavi? Sì, ero al mio paese, Giarratana, in provincia di Ragusa, e non sapevo ancora che cosa fosse il cinema, cosa fossero le attrici, ma trovai questa piccola foto e mi innamorai. È stato un colpo di fulmine e da lì sembrava tutto molto lontano. E cominciai a sognare di fare l'attrice, a dirlo ai miei che mi dicevano appunto che era impossibile e io mi sono detta vabbè, ci voglio comunque provare, perché comunque gli attori sono persone di questo mondo che in qualche modo ce l'hanno fatta. Beh, tu e meno male, perché ce l'hai fatta, è come alla grande e appunto riesci a svariare, come dicono gli esperti, da storie anche importanti e recenti del nostro paese come la scomparsa di Majorana al tuo mito
che Marilyn, e quindi questa è la conferma della tua versatilità. Ma ora devo arrivare alla famosa domanda che ti fanno tutti e che ti devo fare anch'io. Allora, tu hai cominciato facendo teatro classico, Euripide, Schnitzler, Pirandello, cioè voglio dire, il tempio del teatro classico, però poi a un certo punto ti sei messo a fare anche film, diciamo così, osè, un po' a luci rosse, film di Grimaldi, di Tinto Brasso, con tutto il rispetto naturalmente sia per i registi che per te. Come mai questa diciamo, contemporaneità di ruoli e di esperienze? Beh, perché comunque un attore affronta un po' tutto. Non ci si ferma solo su un tipo di racconto, e La Donna Lupo di Aurelio Grimaldi fu per me un modo per cominciare, come dissi a mio padre al telefono quando comunicai che avrei fatto questo film. Che ti ha rimproverato, immagino. Devo dire che ha capito, perché gli dissi: questo film mi permette di fare queste cose davanti alla macchina da presa e non dietro, e così è stato effettivamente, e per me è stato molto più facile fare in questo modo, ed è andata bene. E poi devo dire che negli anni, diventando un animalista, avere la figura del lupo accanto è stato per me un onore. Comunque devo dire soprattutto una cosa, che quel film in particolare mi diede la possibilità di cominciare ad usare il mio lavoro come un mezzo per parlare di cose per me importanti. Perché in realtà poi in quel film si parlava della libertà sessuale femminile, cosa che ancora dobbiamo difendere. In quel film ho fatto scandalo solo io perché ero la donna, mentre gli uomini è come se non avessero fatto niente. E quindi con Aurelio parlavamo proprio di questo, dell'importanza di ribadire il diritto alle donne di vivere la propria sessualità come vogliono, e poi anche il diritto di vivere la sessualità, perché è una delle cose più naturali che ci sia, è la religione che poi ha dato questo senso di peccato, dando anche molta frustrazione. Poi, visto che siete a Catania, non posso non dire che il mio incontro con Aurelio Grimaldi è stato fatto grazie ad una straordinaria attrice e amica, Guia Ielo, che ho conosciuto in quello che è stato il mio primo film maestrale, e lì ci siamo conosciute e amate, e lei mi ha detto che Aurelio stava cercando la protagonista per il suo film, ed è lei che ci ha presentate. Perfetto. Aurelio cercava in realtà una tipologia diversa, più grande, mora, però parlando insieme di libertà ci siamo detti dobbiamo farlo insieme, e mi ha scelta quindi per le mie idee che rispecchiavano esattamente quello che il film voleva raccontare. Bello. Senti, hai già accennato i tuoi temi a cui tieni tanto, innanzitutto ovviamente la condizione della donna, la libertà sessuale, ma poi anche l'animalismo. Ne parleremo fra un attimo, se mi permetti, perché poi volevo ricordare che naturalmente dopo queste tue esperienze sei diventata popolarissima con le serie, come spesso succede agli attori in Italia e all'estero. In particolare un caso di coscienza con Sebastiano Somma, no? È stato un po' quello che ti ha dato il successo popolare. Sì, sono arrivate poi le serie televisive che mi hanno fatto affrontare appunto ruoli diversi. Sono stato un avvocato, un insegnante, e devo dire le serie televisive intanto arrivano alla gente, perché poi la gente guarda più spesso le serie che i film al cinema, perché lo capisco, anch'io che sono un'attrice a volte faccio fatica dopo una giornata di lavoro ad uscire per andare al cinema, quindi la serie TV ti porta dentro la casa delle persone, e poi a livello lavorativo ti permette anche di affrontare un personaggio
personaggio per più tempo, di darne più sfumature. Il film al cinema ha certo un tempo inferiore e quindi è una cosa, un modo di raccontare diverso. Anche se poi certe volte è di grandissima qualità, come nel caso di Paolo Sorrentino, che ti ha voluta nel suo nuovo film Youth, che cioè, voglio dire, insomma, ai livelli più alti, no? Esatto. Devo dire. E lui aveva appena vinto l'Oscar, oltre a tutti i premi che aveva vinto sia in Europa sia in America, aveva vinto anche il Golden Globe, quindi essere scelta dopo questo grande successo, questi grandi riconoscimenti, è stato un grande onore, e devo dire che sul set si respirava veramente il grande cinema, c'era un cast internazionale da Michael Caine, Jane Fonda, Harvey Keitel, quindi è stato veramente un momento di grande magia, la magia del cinema ad alti livelli. Ma senti, ma poi parli con uno che ha fatto Il Grande Fratello, quindi figurati, tu a un certo punto hai fatto Ballando con le stelle, però poi... Sì, ho fatto Ballando con le stelle e ti dirò che è stato, credo, un regalo dell'universo, perché poco tempo prima io ero in Messico perché ho portato avanti per diversi anni dei progetti di sostegno alle comunità indigene del Chiapas, i discendenti dei Maya. Fra l'altro ho fatto firmare ai 12 comuni della provincia di Ragusa un patto di fratellanza con 72 comunità indigene del Chiapas. Comunque ero in Messico e stavo partecipando a una di queste danze azteche che si tengono lì, e avevo fatto una sorta di preghiera, una sorta di scelta di missione. E poche settimane dopo mi arriva la proposta di Ballando con le stelle. Io ho pensato a quella danza lì e devo dire che quel programma, la danza, mi ha insegnato molto di me stessa, mi ha insegnato ad andare sui tacchi, cosa che non riuscivo a fare. Ma scusa, balli benissimo, sembri nata per ballare dalle immagini che stiamo vedendo, una cosa pazzesca. Invece no, io ballavo, come dissi a Samuel quando sono arrivata, ballo da sola e senza regole, e sono arrivata poi con la tuta un maschiaccio. Lui cominciammo subito a battibeccare per tante cose, ma devo dire che quel programma mi ha insegnato molto, mi ha trasformata. La popolarità che mi diede quel programma mi aiutò poi a trovare i fondi per cominciare i nostri progetti in Chiapas, quindi è stato un cerchio che si è chiuso e che è partito da una danza azteca, appunto. Ma bellissimo. E poi c'è un mio amico, Stefano Bonaga, che dice, appunto, mi dice, ma non capisco, il film erotico, le fiction, il ballo, gli zapatisti. Lui mi dice, ma che cosa c'entra una cosa con l'altra? E io gli rispondo sempre, come dice Vasco, quello che so è che dentro di me è tutto logico e c'è un filo che lega tutto. E questo è bellissimo e si percepisce, non si possono fare che i complimenti, naturalmente è un'attrice che riesce a mettere insieme tutte quante queste cose. Ci vorrebbe un'altra ora per continuare a parlare con Loredana Cannata, ma i nostri tempi sono quelli che sono. Ti ringraziamo moltissimo. Adesso dove sei? Che fai? Che stai facendo? Che farai? Allora, sono tornata a Roma da poco e devo dire ho voglia di stare perché sono stata in giro veramente tanto, ma lavorerò a Roma. Adesso porteremo La scomparsa di Majorana di nuovo qui a Roma dopo molti anni. Ecco. Un genio di Catania, un genio della fisica, una figura veramente di rilievo mondiale, di cui indaghiamo grazie al testo di Sciascia da cui parte il nostro testo, indaghiamo le possibili cause della scomparsa. Bene, benissimo, in bocca al lupo anche per la prosecuzione di questa tua esperienza sulla scomparsa di Majorana. Grazie per Viva il lupo! E viva il lupo davvero per tutti, e complimenti davvero per questa tua magnifica e poliedrica carriera, alla quale noi facciamo seguire il nostro almanacco salutando Loredana Cannata. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Il 25 marzo alle 20:30 si celebra l'Earth Hour,
l'iniziativa globale del WWF che dal 2007 invita le persone di tutto il mondo a spegnere le luci per un'ora. Questo gesto simbolico dimostra l'impatto che un'azione collettiva può avere nella salvaguardia del nostro pianeta. Il WWF Italia promuove il messaggio meno CO2 più natura uguale futuro, incoraggiando tutti a compiere azioni positive per il benessere del nostro ambiente. Per secoli l'immagine di Dante è rimasta avvolta nel mistero. Le rappresentazioni tradizionali lo dipingevano con tratti marcati, un naso imponente, un mento forte, come quello nell'iconica opera di Botticelli. Ora però gli studi di Moré e Tiago Beaini ci svelano un Dante diverso, lineamenti più dolci, un naso proporzionato e un mento delicato. Un'immagine che cambia radicalmente quella che per generazioni abbiamo fissato nella nostra memoria. Gli argomenti di oggi sono tutti ben collegati tra loro. Quante volte abbiamo sentito citare l'Accademia della Crusca? Sì, perché di nome la conosciamo tutti, ma non tutti sanno perché si chiama così. E allora ve lo spiego io. Chiaramente in esso si esprime il significato di lavoro e ripulitura della lingua. La crusca, infatti, è quel rimasuglio meno nobile che si produce dalla lavorazione della farina. La farina buona, il fior di farina, deve essere separata dalla grezza crusca e lo stesso procedimento deve essere applicato alla lingua italiana. L'Accademia si propone di purificare la lingua, separando le forme corrette dell'italiano da tutte le impurità dell'uso. Non si finisce mai di imparare con il nostro almanacco, così come non si finisce mai di imparare a dare un'occhiata alle stelle a inizio di settimana con il nostro Marco Amato. Ciao Marco, benvenuto. Allora, che tazzina abbiamo oggi? Stellare, naturalmente. Un design anni 30. Ah, però, È raffinatissimo. una tazza dal design molto austero, molto interessante perché annuncia il futurismo. Siamo negli anni 30 ed è una tazza che io trovo molto elegante per le proporzioni e il suo disegno. Non c'è dubbio. E con questo volevo iniziare la settimana raccontandovi di un po' di novità, anche perché oggi è un giorno speciale per l'astrologia. Abbiamo un'elegantissima luna piena in bilancia che dopo vi racconterò. Innanzitutto buon inizio settimana e buongiorno a Manuela e buon inizio settimana e buongiorno a Michele. Buongiorno a te, vai pure avanti, Allora. grazie. Dunque, oggi mi è sembrato curioso, proprio perché mi sono speso anche la scorsa settimana, nello spiegare un po' meglio quali sono le risultanti di Giove in Toro. Giove in Toro è quello che fa vincere Alcaraz al tennis, Giove in Toro è quello che porta dei successi economici inaspettati, ma Giove è anche congiunto a Urano. Urano è un uragano e nel segno del Toro non sta bene, quindi i segni di terra, e in particolare il Toro, devono tenere presente il fatto che ci sono delle grandi ambizioni, dei grandi momenti di successo, ma che non devono eccedere, perché la presenza di Urano scatena degli imprevisti e delle conseguenze assolutamente illogiche e inaspettate. E proprio per questo volevo fare quest'oggi un esempio di un altro ennesimo Toro che oggi vi propongo, un Toro molto particolare, perché sto parlando del signor Rocco Siffredi. Rocco è un divo assolutamente incontrastato dell'industria dei film a luci rosse, ha segnato un'epoca con la sua esperienza e anche parlando di sé, ha molto eviscerato le caratteristiche di quello che può essere la psiche di una persona che fa questo lavoro in anni che non erano assolutamente facili per collocarsi in questa fascia.
e poi è diventato anche un piacione, una persona assolutamente gradevole, una persona le cui vicissitudini e affetti vengono trasmesse con una grande carica emotiva, assolutamente reduce con successo, quindi Giove, da un ennesimo riconoscimento che è stata Super Sex, la serie di Netflix che ha visto protagonista l'attore Borghi, Alessandro Borghi, bravissimo in questa interpretazione, proprio perché viene fuori il lato umano di una persona che ha attraversato dei decenni non semplici in questa industria degli film a luci rosse. Ultimamente è al centro di polemiche non proprio felici, perché è stato un po' scortese con una giornalista che ha deciso di pubblicare, di rendere pubblici le sue avance un pochino poco opportune. Ecco, quello è Urano. Vedete, la disposizione planetaria è un esempio proprio che fa cogliere come un momento fortunato ed intenso può essere anche contrastato da degli imprevisti, perché quando si esagera si perde un po' la misura, anche in un bel momento come quello che Giove può portare. Quindi, cari Toro, state sempre ben attenti ad essere misurati in questo momento zodiacale e non perdere mai la voglia di creare. Dunque, vi raccontavo che oggi c'è una splendida ed elegantissima luna piena in Bilancia. Quando c'è la luna piena tutto è più chiaro emotivamente e tutto fa luce sulla nostra intimità. Bilancia, segno della valutazione, del giudizio, della coppia e della relazione. Ecco, vedete, se nel nostro oroscopo ci sono forti valori in Bilancia, si ha una discreta carica estetica, e anche ed è il segno che più di tutti ha a che fare anche con l'arredamento, servizio, intervista che poco fa mi ha molto emozionato, perché proprio la redattrice parlava dei nonni, e lei parlava di un minimalismo barocco. Avete davanti il signor Pop Baroque, perché il mio stile, quello di casa mia, è pop e barocco. Dunque, allora, e devo molto ai nonni, mi ha molto emozionato proprio per questo, proprio perché il mio gusto viene molto dall'ecletismo dei nonni, quindi è stato un servizio bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Allora, Gemelli, Bilancia, Acquario, segni d'aria oggi in pole position, grande pienezza emotiva. Se va bene gli aria, va bene anche il fuoco, quindi Leone, Ariete e Sagittario. Ecco, Ariete un po' meno, perché essendo la luna piena in Bilancia, Ariete e Bilancia sono sulla polarità della relazione e devono valutare bene la chiarezza affettiva. Mentre invece i segni d'acqua, in particolare lo Scorpione, questa luna ce l'ha in 12ª casa, quindi è un'emozione continua. Lo Scorpione sta vivendo un momento di piena risalita e di pieno benessere. Pesci, ottimo per tutto quello che riguarda il lavoro e affermazione personale. Cancro è una luna di quadratura, per cui dovete un po' modularvi meglio. Terra, Toro, Vergine e Capricorno. I Toro, essendo venusiani anch'essi, godono un po' di questa pienezza lunare, ma devono sempre stare molto attenti a non fare affari, questa volta nell'economia e nell'immobiliare, che compromettono un po' l'establishment. Sempre il concetto di qui sopra, di non fare il passo più lungo della gamba. Vergine sa benissimo che invece l'economia è una cosa molto importante, proprio per quello la luna di seconda casa oggi vi aiuterà a registrare meglio le vostre risorse. Capricorno, luna di quadratura anche per voi, per cui è una luna che esigerà chiarezza nei fini e negli intenti lavorativi tra voi ed i soci. E detto questo, signori, vi auguro una splendida settimana. Grazie. Buongiorno Cecilia. Anche a te Marco, buon caffè. Abbiamo ancora un'occhiata a un giornale? Andiamo? Sì, parliamo di vini, andiamo su Repubblica. Tu preferisci il rosso o il bianco? Bianco. Bianco, e infatti non ci capisco di vini, ecco perché preferisco però c'è un trend che vede il bianco scavalcare il rosso, tramonto rosso, addirittura scrive Repubblica, bianchi più freschi e facili, il re dei vini ha perso il trono. Hai capito? Eh sì, Barolo e Co registrano un calo addirittura del 15%, il peso di bollicine e rosé, ma anche del caldo in anticipo, quindi si preferisce un vino più fresco anche per questo motivo. È vero, è un vino più facile, hai ragione, per chi non se ne intende.
grande. Va bene, facciamo un salto indietro, il 25 marzo del 1436, giorno del Capodanno fiorentino, Papa Eugenio IV consacra la chiesa, questa qui, di Santa Maria del Fiore a Firenze, con la magnifica cupola del Brunelleschi, l'edificio più alto di tutta Firenze, la quinta chiesa più grande d'Europa, ed è una meraviglia da ammirare. Il 25 marzo del 1925 a Londra viene fatta la prima dimostrazione di un'invenzione che avrebbe cambiato il mondo, la televisione, inventata dall'ingegnere scozzese John Baird, che in un centro commerciale di Londra ne dimostrò pubblicamente il funzionamento. E poi torniamo in Italia, quando il 25 marzo 1957 viene firmato a Roma, nella sala degli Orazzi e Curiazzi in Campidoglio, il trattato che fa nascere la Comunità Economica Europea, la CEE, primo pilastro appunto dell'Unione Europea. 25 marzo 69, John Lennon e Yoko Ono usano la loro luna di miele per protestare contro la guerra del Vietnam. Organizzano quello che loro hanno chiamato Bed-In, dentro il letto per la pace, una delle più celebri proteste non violente. Il 25 marzo 1991 Sophia Loren vince il premio Oscar alla carriera. La motivazione è una carriera ricca di film memorabili che hanno dato maggiore lustro alla nostra forma d'arte. La statuetta le viene consegnata da Gregory Peck, che a sua volta aveva ricevuto l'ambito premio dalla Loren nel 1963. Infine, 25 marzo del 40 nasce lei, Mina, la tigre di Cremona, una delle migliori cantanti italiane di tutti i tempi. Nel 78 l'ultimo concerto e l'addio alle scene. Nella sua lunga carriera Mina ha interpretato oltre 1500 canzoni, pensate, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Oggi, per omaggiarla, ascoltiamo uno dei suoi brani più recenti, Un briciolo di allegria, che è il singolo che segna l'incontro tra due generazioni musicali, unendo il talento emergente di Blanco con la sua voce iconica, quella di Mina. La collaborazione è nata dall'ammirazione di Blanco per Mina, che è considerata da lui un vero idolo, te credo, ed è stato un grandissimo successo. Un briciolo di allegria, Mina. Buongiorno Sicilia, buon inizio di settimana, a domani. A domani.